Buongiorno, per rallegrare questi giorni ho pensato di fare un piatto fusion. Farò le zeppole di San Giuseppe ripiene di crema al tiramisù. Accondendiamo Veneto e Campania. Versiamo 125 ml di acqua e 25 di burro, un pizzico di sale e portiamo quasi ad ebollizione, punte di spillo. Togliamo dal fuoco e versiamo tutto di colpo, 125 grammi di farina 00. Li mettiamo sul fuoco finché non si stacca dalla pentola e diventa traslucida. È una pasta asciutta. Ora prepariamo la nostra crema al mascarpone. Un tuorlo lo lavoriamo con 3 cucchiai di zucchero. Facciamo 80 grammi di mascarpone e continuiamo a lavorare. Ecco la nostra bella crema al mascarpone è pronta. Aggiungiamo un po' di caffè. Andrebbe meglio liofilizzato, ma non l'avevo. Ecco, la nostra bella crema al mascarpone è pronta e la mettiamo nel sac à poche. Mettiamo 2 uova, una alla volta, nella nostra pasta asciutta raffreddata. E continuiamo a lavorare. La nostra pasta è pronta, la rimettiamo in un altro sac à poche e lo stendiamo sul forno a 205 gradi statico 15 minuti. Le nostre zeppole sono pronte, adesso le riempiamo. Cacao, un po' di zucchero a velo, qualche fogliolina, l'immancabile violetta per ricordare la primavera e voilà! Le nostre zeppole napoletane alla crema di tiramisù sono pronte. Uniamo il nord al sud. Ciao ciao!